Amici bellini, ha parlato Kim e ovviamente ogni volta che qualcuno del Napoli dice qualcosina noi ne dobbiamo parlare e tenere anche d'occhio le altre partite, insomma, dei nostri nazionali, perché non sudare. Cominciamo. Allora, io ringrazio e do il benvenuto a Riccardo Pisani, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, se siete ancora di più i miei eroi, perché iscriversi quando non ci sono le partite del Napoli mica è facile. I miei eroi lasciano i like di più in questi video qua, che sono poco pregnanti perché ci interessano di meno, però le parole di Kim sono un po' diverse dal solito calcese, perché Kim è fatto di una pasta orientale e quindi le andremo ad analizzare. Però noi siamo pronti con una brabama tattica per analizzare le parole di Kim. Il mio amico modello resta lì, non lo so perché poi mi state scrivendo, ma quando le metti sul fluido.net, zitta, chissà poi che potrebbero anche essere già online, non lo so, non lo posso sapere. Allora, oggi ha giocato la Georgia e c'è stato un risultato oceanico della Georgia, la guardate qui, Volkovi, insomma, aspetta, fammelo fare più belli, esatto. E però la notizia è che loro vincono 6-1, 1-1, un primo tempo anche io non sono riuscito a vederla, però ho seguito proprio per la paura di Kvara, e dilagano pure, ma Kvara è rimasto in panchina tranquillamente seduto, era tra quelli che potevano entrare, non lo so se era in panchina, ma non è entrato, non ha giocato Kvara, quindi non ha sudato, e questa è la cosa che ci interessa. Ora è chiaro, avrei preferito vederlo in campo adesso e non tra qualche giorno, perché tra qualche giorno c'è Georgia-Norvegia, che poi è valida. Questa è un'amichevole che ti porta ma valida per le qualificazioni degli europei. C'è Georgia-Norvegia e lì è facile immaginare un Kvara che se la dovrà vedere vicino a Ostigard, se poi tagli verso il centro e ti trovi Ostigard davanti. Non vi fate male ragazzi, siete amici, non vi fate male, lo so, le vostre nazionali voi ci tenete moltissimo, ma piano piano, perché mo abbiamo sentito l'ultima notizia, Sirigu, brutto infortunio e dispiace per Sirigu. Adesso tocca, tra pochi minuti, tocca a Rachmani contro l'Israele, Rachmani capitano della sua nazionale, quindi inamovibile, e vedremo Ostigard contro la Spagna. Secondo me quella è una partita sfiziosa da vedere, se riesco a vederla aspettatevi anche uno short, voi dovete sempre stare col canale Telegram pronto, perché può uscire sempre uno short e non lo puoi mai sapere. Viceversa, quello di cui abbiamo parlato ieri, ovviamente alcune già erano state giocate quando ho fatto il video, però si aspettava Repubblica Ceca Zielinski e vince la Repubblica Ceca su Zielinski 3-1, e quindi la Polonia brutta botta. Perde 0-1 la Nigeria, partita che ho tentato disperatamente di vedere, ne parlavamo con gli amici abbonati, qua si sta attento a fuorigioco, qua è stato bloccato, qua non lo hanno servito bene, si dispera. Osi ci ha provato in tutti i modi a fare la differenza per la sua nazionale, però sono partite veramente complicate da vedere, perché veramente ti lancioni, e se la palla campi di patate, insomma è stata proprio difficile, e io devo ammettere che mi sono abbioccato nel secondo tempo, e quindi Osi 0-1, perde Osimhen, e pareggia invece Anghissà con Camerun-Namibia 1-1. Anghissà credo tutta la partita in campo, e insomma questo è il recap di quelli che hanno giocato tra ieri e oggi. Adesso abbiamo questi ultimi, poi ci saranno altre partite ancora più pregnanti. Domani torna in campo l'Italia e ci potrebbero essere parecchi cambi, perché poi se non vinciamo manco con Malta, che diamine, siamo proprio veramente alla frutta. E sentivo, ovviamente è difficile per me fare delle previsioni di formazione per l'Italia, perché non seguo assiduamente quelle che sono le conferenze di Mancini, però sentivo parlare di Scalvini in difesa, chissà se con Romagnoli addirittura, con un
con Toloi che potrebbe essere spostato a terzino destro al posto di Di Lorenzo, con un Darmian che potrebbe prendere il posto di Spinazzola a sinistra, qualche cambio anche a centrocampo, con Tonali che può partire dall'inizio, con Pellegrini che potrebbe essere scalato a centrocampo, e in attacco si potrebbe confermare Retegui, subito si parla, l'Inter è interessato, perché appena un gol ha fatto subito l'Inter è interessato, e vediamo cosa succede. Gnonto che ha fatto un buon finale di partita potrebbe partire titolare, Berardi confermati, insomma con Malta veramente posso giocare pure io. Non è vero, non essere presuntuoso, sono sempre professionista, però la differenza è abissale e l'Italia deve vincere, non solo deve vincere per i 3 punti, deve vincere anche convincendoci, e deve vincere anche secondo me con larghi gol, perché poi i gol contano e ti danno fiducia e ti portano differenza reti, non scherziamo proprio. Di conseguenza andiamo a leggere quello che ha detto Kim, perché ci fanno sapere poi qua, ragazzi, qua non mi prendo responsabilità, perché dobbiamo assolutamente fidarci. Se con l'inglese mi posso permettere di ascoltare di mio pugno, mi metto là coi pugni e ascolto e ve lo traduco io, col coreano proprio no, e quindi ci dobbiamo fidare di chi ci riporta le cose. Però da quello che leggo secondo me rispecchia quello che poi è il personaggio Kim. Ha iniziato parlando del suo futuro: non posso essere infastidito dalle voci di trasferimento perché non sono vere, e proprio vuole mettere proprio le cose in chiaro. Ora mi concentro sulla squadra piuttosto che su quel genere di sciocchezze. Secondo me veramente infastidito. Ora mi concentro sulla squadra, insomma mancano tante partite importanti ed in questo momento voglio concentrarmi solo sul Napoli, e mi dà proprio l'impressione, dice, voi mi dovete lasciare in pace, voi e queste cose. Dice pure, di solito quando arrivano le notizie di mercato escono sempre nomi di squadre che poi non sono quelli, che li fate a fare? È proprio un'altra pasta. Sulla stagione del Napoli di Spalletti ha aggiunto: la stagione non è ancora finita, tutti dobbiamo essere ancora vigili, ho questo tipo di mentalità per il campionato, l'idea è che devi vincere tutte le partite, ogni partita vi iscrivete al canale Telegram, maledizione, e dopo aver guadagnato più punti possibili stiamo andando nella direzione di puntare alla Champions, quindi veramente non si deve parlare così, dopo calma, c'è ancora tanto da fare. Chiosa finale sugli obiettivi personali: il premio del miglior giocatore del mese l'ho ricevuto una volta, se fai bene come squadra riceverai anche i premi individuali. Lui punta ad entrare nella top 11 di questa stagione, non vuole il premio di top di un mese, se ne frega tanto, lui vuole essere quello che poi alla fine, vi ricordate, lo disse anche un'altra volta, voglio diventare quel difensore che se pensi a un difensore fai il mio nome, e guarda che lo stai diventando, Kim, lo stai diventando. Voi immaginate che pressione che poteva avere sto ragazzo a dover sostituire Koulibaly, così amato in città e così anche performante, devo dire, a momenti alterni all'interno di una stagione, perché quando Koulibaly torna dalla Coppa d'Africa qualche dubbio ce lo ha sempre lasciato, all'interno stesso delle partite ogni tanto troppo sicuro di sé, alle volte bellissimo, straripante, pulito, elegante. Koulibaly comunque ci resta nel cuore anche come uomo, però ti rendi conto, bastava mezza partita sbagliata da parte di chi e tutti quanti avrebbero detto però non è Koulibaly, è così, non si può andare avanti, e invece Kim è stato al dir poco perfetto, e secondo me gli devono dare la placchetta di miglior, per quanto fatto finora, miglior difensore della Serie A, quindi al di là del migliore 11 si dovrebbe proprio avere la placchetta del miglior difensore, non c'è per me non c'è dubbio, se la può giocare con Smalling, perché Smalling poi ha anche più gol credo fatti, perché di testa la comanda lui e la Roma punta su quello, però Kim sta dando una garanzia a livello difensivo veramente pazzesco, quindi ci fa veramente piacere. Poi quando sarà noi faremo dei video individuali approfondendo proprio la stagione di tutti i giocatori. Io mi devo divertire, voi chi mi segue poi si divertirà con me, ma io da uno alla volta, da Marfella, sperando che qualche minuto anche lui ce lo faccia vedere, perché vorrebbe dire che i gollini facciamo tutti i reparti con tutti i giocatori e ci divertiamo tantissimo. Voi andatevi adesso a vedere Ostigard o Rachmani, decidete, e poi ci ritroviamo qui domani, perché l'Italia, vediamo un pochino, fatemi sapere nei commenti se vi va una
un'altra live, mo ci organizziamo perché domani il che fare dovrebbe essere importante. Vabbè, adesso vi faccio sapere io un abbraccio da New York, Valerio Fluido è tutto, una giornata un po' grigia, ma noi siamo azzurri. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.